Le navi Humanity 1 e Geo Barents sono entrate nelle acque territoriali italiane solo dopo aver chiesto e ottenuto il permesso dalle autorità italiane. Lo precisano le due ONG ribadendo la richiesta di un porto sicuro per fare sbarcare i migranti che sono a bordo recuperati in operazioni di soccorso nel Mediterraneo. La nave Humanity 1, spiega alla ONG tedesca SOS Humanity, non andrà a Catania, non ha mai avuto intenzione di farlo, non abbiamo ricevuto un luogo sicuro per sbarcare i 179 sopravvissuti a bordo. Siamo entrati nelle acque territoriali ieri per trovare protezione dalle intemperie, dal vento e dalle onde alte, ma l'abbiamo fatto solo dopo aver ottenuto il permesso delle autorità del porto di Catania. Dopo aver chiesto e ricevuto il permesso delle autorità italiane, rende noto Joan Mattias, capo missione per le operazioni di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso, è entrata nelle acque territoriali italiane a causa del cattivo tempo. Stiamo aspettando da oltre 10 giorni un luogo sicuro di sbarco per i 572 sopravvissuti a bordo. L'ultima richiesta alle autorità italiane risale ieri sera alle 10:30 e come per le altre stiamo ancora aspettando una risposta positiva.